Bella a tutti ragazzi, belli ad un nuovo video del Spettacolo Batman Napoletano. In questo video andremo a parlare di tre notizie di calciomercato. Allora, come prima notizia di calciomercato abbiamo una notizia che riguarda un portiere, Mike Magnan. Allora, questa notizia non è da smentire, perché mi stanno arrivando una notizia in esclusiva che vi porto io qui sul canale. Allora, come non so se vi ricordate, ma l'anno scorso, cioè non l'anno scorso, la scorsa estate, stato 2025, il Chelsea ha provato ad acquistare il portiere Mike Magnan. Poi cioè, il Chelsea ci ha provato, poi essendo che c'è l'Allegri è diventato il nuovo allenatore del Milan, diciamo ci ha parlato un poco con Mike Magnan, con il francese, con il portiere francese, e è riuscito a convincerlo a restare nella rosa del Milan. Quindi il Chelsea non ha potuto più far niente riguardo l'acquisto del portiere. Ehm, il Chelsea per il calciomercato di giugno vuole provare a riacquistare riprovare ad acquistare il portiere francese. E diciamo che il Chelsea um, sta già pensando a una possibile cifra di acquistarlo. Al momento non la so ancora, però vi posso dire che sta cercando di offrire poco più di 15 milioni di euro. Quello è quello che a me risulta. Poi abbiamo un'altra notizia, cioè quella di Luca Marianucci. Luca Marianucci che in queste ore sta circolando la notizia di un possibile trasferimento in prestito per 6 mesi, in vista di trovare un po' più spazio, un po' più spazio per il mondiale, per diciamo andare a giocare il mondiale. Da titolare certo, deve almeno avere la certezza di essere convocato. Di alcune persone, alcuni giornali, non faccio nomi per rispetto, dicono c'è il Parma, c'è il Verona, c'è la Cremonese, c'è il Pisa. A me tra tutte queste mi risulta solo la Cremonese che al momento sta trattando col giocatore, ehm, diciamo per il contratto. Poi le cifre di trasferimento in prestito e il tipo di trasferimento in prestito si decideranno da 1 o 2 settimane a questa parte, da un paio di settimane circa. Poi come ultima notizia di calciomercato che vi porto oggi è quella diciamo di smentire una notizia che sta circolando in queste ore. Allora, alcuni giornali spagnoli molto importanti, come l'Espagnol, e anche alcuni giornali italiani come la Gazzetta, riportano che il Manchester United sta trattando per, per gennaio Sergio Ramos che dovrebbe essere svincolato da gennaio in poi, ma non mi ricordo se proprio da gennaio oppure no. E a me risulta che non mi risulta proprio che il Manchester United sta trattando col giocatore.
No, non mi risulta proprio Manchester United. Mi risultano magari altre squadre europee. Non faccio ancora nomi, perché sono per rispetto, non faccio ancora nomi. Però alcune queste testate giornalistiche italiane, spagnole, Europa Varia, che vi ho citato prima, ehm, non credete a questo, non credete a queste fonti, tra virgolette, queste cose qua, che sono, non risultano, almeno a me, poi ognuno ha le sue fonti, non mi risultano. Poi può essere pure che stanno trattando da 2 minuti che chiudo la registrazione e iniziano a trattare. Il calciomercato è bello per questo, per la sorpresa, però almeno al momento non mi risulta ancora niente. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto, se vi sono piaciute le notizie da Luca Marianucci, a Sergio Ramos, e a Magnan. E vi ricordo di lasciare un like e iscrivetevi al canale. Ciao!